Il tempo è ribelle come la tematica della giornata. Rifiuti perché ribelli. Dovevamo essere accolti a casa con gli spaccini, ma come ogni edizione ormai il tempo si ribella, per cui abbiamo dovuto cambiare location all'ultimo minuto sperando che tutti poi ci possano raggiungere. Oggi siamo qua con 3 preziosi ospiti che sono figli di testimonianze di resistenza. Inizieremo con Dino Garau, figlio di Nino, e Walter Falgio, che si è occupato di curare il libro postumo voluto dal Nino. Questa sera, prima di incominciare, volevo lasciarvi all'ascolto di Sergio D'Urso, che ci accompagnerà per tutta la serata, aprirà con 2 brani e poi lascerò la parola agli autori. Grazie mille, buon ascolto. Allora, ho cercato di fare interventi musicali ovviamente a tema. Prima di cui 2 pezzi che farò sono 2 pezzi sulla resistenza, scritti dopo la resistenza. Il primo è di Sergio Endrigo, una canzone del 66 che racconta di come il ruolo dei partigiani della resistenza è stato, non dico dimenticato, ma travisato in qualche modo. E in qualche modo ho cercato di avvicinarmi al tema del rifiuto come semplice con le canzoni su queste cose. La seconda canzone invece, che si intitola La Gap, è una canzone del repertorio di Dario Fo, che è un altro aspetto, come dire, rifiutato, forse nascosto della resistenza, che è la lotta armata. È una storia che racconta di una delle operazioni di Giovanni Pesce, e anche poi di quello che ne è seguito, anche di cosa è successo poi alla resistenza negli anni 70, perché la canzone insomma è degli anni 70 di Dario Fo. E niente, questa è la ballata dell'ex. Andava per i boschi con 2 mitra, 3 bombe a mano, la notte solo il vento gli faceva compagnia. Laggiù nella vallata è già pronta l'imboscata, nell'alba senza sole oggi qua. Qualcuno il conto oggi pagherà. E andava per i monti con 2 mitra, 3 bombe a mano. Il mondo è un mondo cane, ma stavolta cambierà. Tra poco finiranno i giorni neri di paura, un mondo tutto nuovo sorgerà. Per tutti uguaglianza e la libertà, per tutti uguaglianza e la libertà. In soli 5 anni questa guerra è già finita, e libera l'Italia, l'oppressore non c'è più. Si canta per i campi dove il grano brilla al sole, la gente è ritornata giù in città. Ci sono nell'aria grandi novità, e scese da sui monti per i boschi fino al piano. Passava tra la gente che applaudiva gli alleati, andava a consegnare mitra, armi, bombe a mano. Ormai l'artiglieria non serve più, un mondo tutto nuovo sorgerà, per tutti l'uguaglianza e la libertà. E torna al suo paese, che è rimasto sempre quello, con qualche casa in meno ed un campanile in più. C'è il vecchio maresciallo che lo vuole interrogare, così per niente, per formalità. Mi chiamano Danilo, sono qua, e vogliono sapere perché, come, quando e dove, soltanto per vedere se ha diritto alla pensione. Mi chiedono per caso come è andata quella sera, che sono partiti il conte e il podestà. E chi li ha fatti fuori non si sa, e chi li ha fatti fuori non si sa.
sono passati e il nemico è sempre là, ma i tuoi compagni ormai non ci sono più, sono tutti al ministero o all'aldilà. Ci fosse un cane a ricordare che andavi per i boschi con 2000 tre non mia mano, andavi per i boschi con 2000 tre non mia mano, andavi per i boschi con 2000 tre non mia mano. La Gappu quando che arriva non manda lettere né bigliettini, non bussa giù alla porta, sei già persona morta che il popolo ti ha condannato. L'ingegnere della Caproni il 2 di gennaio arriva in Cassini, tornava con 2 della Muti, sue guardie personali e non lo si va a giustiziare. Quel traditor d'accordo con i tedeschi stava a smantellare la fabbrica, le macchine spediva tutte in Germania nel club. E per salvare le macchine ha fatto sciopero generale e il capo reparto Trezzini e altri 7 operai ha messi a San Vittore. È stato l'ingegnere a fare la spia, ma la pagherà. Ci tiene tutti sott'occhio e il povero Trezzini e gli altri a fucilare. Adesso tocca a lui, la Gappu aspetta sotto ad un semaforo che segna proprio rosso. Sotto ad un semaforo che segna proprio rosso e addosso si mette a sparare. Pesce Giovanni spara, però prima ti grida e in nome del mio popolo, ingegnere che t'ammazzo con le tue guardie no. In fabbrica fanno le date, torturano gente, non parla nessuno. E 30 operai deportati, li chiudono nei vagoni piombati, diretti al cacao. E il 23 di aprile i tedeschi vanno a minare la fabbrica. Preferiscono farla saltare prima di ritirarsi, piuttosto che lasciarla in mano ai liberatori. Ma gli operai sparano, difendono la fabbrica e salvano le macchine che sono i loro pane e molti si fanno ammazzare. Adesso siamo liberi, nella fabbrica tornano le parole. Arriva un altro ingegnere, stavolta per un partigiano brigata Battisti, partito d'azione. Ma ecco al primo sciopero c'è un gran licenziamento, è stato l'ingegnere a cacciare via quei rossi che la fabbrica per la sta guerra di liberazione, domando di cosa che ci arriverà. Ingegneri, padroni e capi sono tutti democratici, ma non ci hanno licenziato. Addosso ci hanno sparato, in galera ci hanno sbattuto, ma allora per noi operai la liberazione è ancora da fare. Ma allora per noi operai la liberazione è ancora da fare. Ma allora per noi operai la liberazione è ancora da fare. Grazie Sergio. Ora non rubo altro tempo e invito i nostri ospiti ad accomodarsi. Saranno coordinati da Marino Carcangiu e vi lascio all'ascolto della presentazione del libro La resistenza di Geppe, diario di un giovane sardo che scelse di combattere per la libertà e la democrazia. Buon ascolto.
Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla seconda serata della quinta edizione del Festival della letteratura autobiografica. Oggi dovrò presentare il libro di un autore che non c'è. Come il microfono? Pronto? Saprova è la canzone più cantata. Dicevo, oggi l'autore devo presentare il libro di un autore che non c'è, infatti Antonio Nino Garau è scomparso, ha lasciato questo mondo nel 2020 all'età di 97 anni. Sono sicuro che abbia vissuto una bella vita, sicuramente una vita vissuta nella pienezza, nella fierezza di aver dato un contributo alla liberazione dell'Italia, alla cacciata dei nazisti e dei fascisti. Vorrei leggere solamente il risvolto di copertina del libro La resistenza di Geppe, che dice appunto: diario di un giovane sardo che scelse di combattere per la libertà e la democrazia. Il partigiano Nino Garau espresse la volontà che le presenti memorie potessero essere pubblicate solo dopo la sua morte. Questo libro intende rispettare tale lascito in accordo con i familiari del combattente antifascista. La vita a Cagliari, la fuga dall'Accademia Aeronautica a Forlì dopo l'8 settembre 1943, la formazione e la guida della brigata Aldo Casalgrandi, la cattura, le torture e la guerra contro i nazifascisti sino alla liberazione del comune di Spilamberto nel Modenese il 22 aprile 1945, quindi 3 giorni prima, il 25 aprile, dell'arrivo delle forze alleate. Il comandante Geppe racconta la sua resistenza, l'esperienza catartica di un sardo borghese che, imbracciando le armi, scopre certi subalterni, il mondo delle campagne, la lotta corale di una comunità. Dopo il rientro nella città d'origine, il carcere, a causa di una falsa accusa e l'avvio della carriera da funzionario, intraprende una complessa e lucida elaborazione della sua memoria che riemergerà dopo decenni di oblio e dopo l'incontro con un gruppo di giovani studiosi. I giovani studiosi sono i giovani che hanno costituito l'ISASCO, che è l'Istituto Sardo per lo studio dell'antifascismo, il cui presidente è Walter Faggio, che oggi ci parlerà appunto di questo libro e sostanzialmente di quella che è la genesi di questo libro, di quello che è stato l'incontro con Nino Garau. L'altro ospite della serata è, lo chiamo per intero, dico il suo nome per intero perché lui è Raimondo, che tra l'altro è il nome del suo nonno, il padre di Antonio Nino, però è conosciuto da tutti come Nino Garau. Quindi darei subito a loro la parola. Io prima in separata sede vi ho chiesto se loro avessero un canovaccio per la presentazione del libro. Mi hanno detto di nì, però io qualche domandina, se posso, vorrei anche fargliela. In primo luogo chiederei a Dino com'era Nino Garau uomo, com'era Nino Garau nella vita quotidiana con la sua famiglia, con la sua vita quotidiana, come uomo.
Certo, non so, è acceso, sì. Un uomo che rispecchiava quei valori che fecero di lui un grande resistente e un combattente per la democrazia, che trasmise a noi figli. Innanzitutto ci trasmise quei valori che sono alla base della nostra carta, inutile qui stare a elencarli e parlare della tolleranza, della libertà, dell'uguaglianza e così via, che ci permisero di affrontare le vicissitudini, le vicende della vita con quel vigore morale che lui ci trasmise. E ci abituò anche all'idea che da ragazzi fortunati in un niente potessimo diventare quei cosiddetti rifiuti, a seconda dei cambiamenti della società in cui ci trovavamo. È facile appunto parlare di rifiuti, ma a mio parere i rifiuti, come papà li conobbe lì a Modena, erano in funzione di quella che era la società in quel preciso momento storico. Papà lì a Modena, dai rifiuti di quel periodo, lì a Spelamberto, che erano appunto i mezzadri di quella terra e gli antifascisti, e da loro che anche da loro nacque la spinta per arrivare alla liberazione dell'Italia e dell'Europa dal nazifascismo. Papà ci trasmise questi valori, e quando Marino mi chiese a microfoni spenti perché quell'uomo che conobbe gli ultimi e i rifiuti durante la liberazione poi a un certo punto li mise da parte, e non li mise da parte. Lui era un uomo delle istituzioni, diventò un uomo delle istituzioni, e nel rispetto delle istituzioni mise da parte ogni partigianeria che riscoprì, cioè di cui parlò una volta dimesso, aver finito quel ruolo di uomo delle istituzioni, e grazie alla conoscenza di Walter e dei suoi amici. Mi auguro di aver risposto alla tua domanda in maniera... Assolutamente sì. Walter, la genesi di questo diario, come avete incontrato Nino Garau? Intanto grazie, buonasera a tutte e a tutti, grazie al Comune di Serramanna che ci ospita, a tutte le associazioni che vedo sono tantissime, a partire dalla Biblioteca Gramsciana, che collaborano per la realizzazione di questo festival letterario. L'incontro con Nino Garau è stato del tutto casuale o quasi, come spesso capita in queste circostanze. Ci fu un amico comune che ci segnalò che a Cagliari era ancora in vita un comandante partigiano. Attenzione, non un partigiano combattente, ma un comandante qualificato come tale, comandante di brigata partigiana, che poi è anche diventato capo di Stato Maggiore, vivente, lucido, e ex segretario generale del Consiglio regionale. Noi all'epoca, sto parlando del 2004, tra il 2004 e il 2005, all'epoca eravamo insomma neolaureati, dottorandi, ricordo, nel caso specifico dottorando, studiavo per il dottorato di ricerca, e non avevamo la benché minima idea che appunto a Cagliari ancora fosse
in vita un comandante partigiano che proveniva da un'esperienza significativa, cioè dal coordinamento della lotta partigiana nella quinta zona della pianura del Modenese. Nessuno ricordava nulla in merito. Nino Garau era caduto in un profondo oblio, ovviamente per sua scelta, fondamentalmente per sua scelta, sia per la ragione che ha appena accennato Dino, ovvero perché ricopriva un ruolo di garanzia all'interno dell'istituzione consiliare. Peraltro è stato il primo segretario generale sardo a assumere l'incarico, il più importante incarico amministrativo del Consiglio regionale a seguito, come dire, di una carriera interna nel Consiglio. Lui è stato assunto come funzionario e poi ha progredito nella carriera interna del Consiglio. Per cui della presenza di Nino Garau pochi, dell'esperienza partigiana di Nino Garau pochi sapevano, pochissimi. Ovvero chi sapeva o non c'era più o in qualche modo aveva rispettato la sua esigenza di estrema riservatezza. Cosa capitò quindi? Che a un certo punto organizzammo un incontro, devo dire, estremamente formale. Ci davamo del lei, eravamo attesi in una casa di un quartiere residenziale di Cagliari, una bella casa. Tu quando pensi alla casa di un partigiano, ammesso che non esiste un modello di casa di un partigiano, ma non ti immagini, no, un attico in un quartiere residenziale, non te lo immagini. Quindi arriviamo in questa bellissima casa con questi bellissimi arredi, ci apre un distinto, un ex dirigente della pubblica amministrazione in giacca e cravatta che ci dà del lì e ci fa accomodare in un salotto antico. Eravamo come minimo storditi da questo primo impatto. Ecco, ho raccontato brevemente quello che può apparire un primo impatto contraddittorio con la vita di Nino, ma vi assicuro che di contraddittorio non aveva nulla. Poi continuiamo a ragionare. Quello a cui accennava Lino, la nostra chiacchierata a microfono spento, la mia domanda era stata precisamente questa. Nino Garau, figlio della borghesia cagliaritana, il padre era un ricco proprietario immobiliare e quindi Nino era cresciuto nell'agio. Nino non aveva conosciuto a Cagliari la povertà, la miseria, la conobbe da combattente antifascista perché il substrato, l'apice, la punta dell'iceberg della resistenza sono stati i partigiani combattenti, però il sostegno fondamentale ai combattenti partigiani è stato dato dalla gente. Nino dice che la sua brigata era composta da 270 uomini, però aveva qualche centinaio di famiglie che abitavano in cascinali che facevano da basi logistiche dove nascondere le armi, dove andare a procurarsi, dove trovavano il cibo, dove trovavano cure per i feriti. Un ruolo fondamentale in questo appoggio logistico è stato dato dalle donne.
Infatti in un capitoletto del suo diario Nino ci parla appunto di questo ruolo fondamentale che hanno avuto le donne, non solo materiale, ma spesso anche di supporto psicologico, perché questi ragazzi di 16, 17, 18 anni, come nel caso di Nino, lontani dalla loro famiglia di origine, perché Nino avesse nonni materni nel modenese, e quindi ci dice che un ruolo fondamentale hanno avuto le donne. Mi piace citare il nome di una partigiana savernanese, di cui non sono riuscito a trovare notizie, ma spero di trovarle a breve con l'aiuto di Walter. Agnese Nuggia, forse Gigi Azzori, Albina Nuggia, scusa, quindi Gigi è un ricercatore molto appassionato di storia. E poi un'altra donna che è stata staffetta partigiana, che è Ermelinda Liliu, forse il nome non dirà molto a molti di voi, però è la mamma di Lucio Fanti, era la mamma di Lucio Fanti, che è stata staffetta partigiana anche lei. Nino, poi la domanda che faccio a Dino, nei confronti dell'universo femminile, in senso lato, che atteggiamento aveva? Allora, innanzitutto voglio rimediare alla cafornia iniziale e ringraziare gli organizzatori, il comune e tutti quelli che ci hanno invitato qui. Parlare di papà mi onora sempre, ma mi piace molto parlare di quei valori che papà ha trasmesso e che sono stati alla base della liberazione. Nei confronti del mondo femminile era di un rispetto e di un'ammirazione illimitata. Lui riconosceva alle donne, al mondo femminile, quella brillantezza intellettuale che mancava a quello maschile. Il pragmatismo della donna delle donne spilambertesi è stato fondamentale nella lotta di liberazione. Le donne spilambertesi hanno, a parte coloro, quelle che sul campo hanno partecipato attivamente alla guerra di liberazione, sia imbracciando mitra e quant'altro, che facendo le staffette, hanno organizzato la sussistenza delle brigate partigiane e hanno accolto i feriti e hanno accolto coloro che fuggivano dalle brigate nazifasciste, come hanno accolto papà dopo la fuga dal carcere di Spilamberto e dopo le torture, appunto grazie alle donne spilambertesi e alla famiglia, ricordami, Balogani, papà fu curato e poté ritornare a combattere, per cui grande ammirazione e grande rispetto nei confronti del mondo femminile. C'è un punto nel diario di Nino in cui si racconta che è rientrato a Cagliari nel 1947, se non sbaglio, perché la guerra è finita nel 1945, però gli venne chiesto dal comando del CNL, del Comitato Nazionale di Liberazione, di stare ancora a Modena per compilare gli stati di servizio dei partigiani che poi sarebbero dovuti servire per avere riconoscimenti e quindi pensione con i combattenti, eccetera. Quindi nel Cagliari nel 1947 si laurea in giurisprudenza e una mattina di un giorno del 1949 bussarono a casa dei genitori, dei genitori. Si presentarono in borghese degli individui che si qualificarono come poliziotti, senza dare nessuna spiegazione lo portarono a Buoncamino, dove venne tenuto per 10 giorni, accusato di omicidio. Per sua fortuna riuscì a dimostrare il generale Pina, su Paco Magno della Grande Guerra, dichiarò che
commissario straordinario della Regione Sardegna, per conto appunto del governo provvisorio. Dichiarò che invece Nino Garau si trova a Cagliari perché è entrato con una militare insieme a lui giorni prima. Quindi mi sono chiesto, ma che clima si respirava negli anni immediatamente successivi alla liberazione d'Italia? Fu liberazione totale, completa, oppure ci saremmo ritrovati con elementi squalificati del regime fascista, magari messo ai posti di responsabilità della pubblica amministrazione, dell'esercito, delle forze di polizia. Il ministro degli interni nel 1947 era Scelba, che appunto è stato il fattore della ricollocazione di questi gerarchi fascisti e contemporaneamente alla persecuzione dei partigiani, con le accuse più svariate. Io dicevo appunto a Walter, che ho conosciuto personalmente Germano Nicolini, venne condannato a 22 anni di carcere per l'omicidio di un sacerdote, dopo 11 anni di carcere venne graziato e dopo circa 20 anni venne riabilitato, gli vennero restituiti anche i gradi militari perché era un resistente. E sono stati tantissimi casi di partigiani arrestati ingiustamente. Molti partigiani, anche per sfuggire a questo clima, emigrarono, si rifugiarono nei paesi dell'est, Cecoslovacchia, qualcuno in Unione Sovietica, eccetera. Ma questo clima, come dire, fu casuale oppure si trattò di una precisa scelta di tentativo di restaurazione? Non fu casuale, è evidente. Allora, restaurazione, una parola chiave dalla quale è interessante partire. Piero Calamandrei, in un numero del Ponte, numero unico del Ponte, vista il Ponte intitola un suo intervento la restaurazione clandestina. A cosa alludeva? Alludeva a un processo che possiamo dire in Italia, nella nascente Repubblica Democratica, era scaturito il giorno dopo la liberazione, dal giorno successivo alla liberazione. Nino Garau subisce pienamente questa persecuzione. Gli storici parlano di processo alla resistenza, gli storici parlano di caccia alle streghe. Ormai è di fatto riconosciuto è di fatto riconosciuta la costruzione di una fase persecutoria nei confronti degli ex partigiani che nel dopoguerra ai quali nel dopoguerra non si era trovata una collocazione, a partire per esempio da una legge speciale voluta, richiesta dal PC, richiesta da tante parti della società solidale con gli ex combattenti, per esempio nell'ottica di una reintegrazione, nell'ottica di un reinserimento negli svariati contesti sociali dell'Italia del dopoguerra, dove, voglio dire, non era così scontato per un ex combattente, per esempio a Cagliari, citiamo il caso di Nino Garau, essere assunto in un istituto locale. È il caso appunto del nostro, laddove Garau
inviava il proprio curriculum presso gli istituti di credito, sistematicamente si vedeva rispondere che non era gradito. Indagavano sul suo passato di combattente e preferivano rifiutare la sua proposta di assunzione. Questi percorsi di integrazione degli ex partigiani si calavano, come dicevo, in una fase 1 di normalizzazione, 2 di adeguamento a quella che era la scelta atlantista, in chiave anticomunista, come appunto accennavi. La politica di Antonio Scelba era ben indirizzata in questo senso. Era ben indirizzata. L'amnistia togliattiana stabiliva che i reati commessi dai partigiani, ovviamente escluse le stragi, le gravi torture, le sevizie, eccetera, tutto ciò che sappiamo era escluso dall'amnistia, dovevano essere depenalizzati sino al 31 luglio del 1945. Non era un caso che si allungasse, certamente si protraesse la fase della quale applicare la depenalizzazione, in quanto eravamo dinanzi a quello che è stato definito il contesto post-insurrezionale, qualcosa di fisiologico, i cosiddetti regolamenti dei conti, insomma, che se noi vediamo da un lato della medaglia appare il partigiano che aspetta sull'uscio il fascista e reo dei conti. Se appare solo una faccia della medaglia, abbiamo per esempio racconti di Pansa che raccontano appunto una metà dei fatti. Ma se poi indaghiamo e scopriamo che quel fascista aveva dato fuoco alla casa del partigiano, aveva violentato la moglie del partigiano, o magari persino aveva ucciso i familiari, o si era fatto responsabile di altri atti efferati nel territorio dove viveva il partigiano, che nel frattempo era tornato alla montagna, allora forse il regolamento dei conti assume tutto un altro significato. Che succede in Italia? Succede che la magistratura, in primis, ha una reazione, come dire, imprevedibile, possiamo definirla così, perlomeno Philip Cook, un grande storico della Resistenza, la definisce così, una reazione imprevedibile. Si indaga in maniera attenta, rigorosa, molto più sui reati commessi dagli ex partigiani che sui reati commessi dagli ex fascisti, che magari i fascisti erano ancora esattamente i partigiani, si sentivano ancora partigiani. E soprattutto, spesso, in una sorta di limbo giuridico, alcuni di questi reati che venivano sottoposti appunto al giudizio non erano giudicati alla stregua di atti necessari o di reati politici, quindi come tali ovviamente depenalizzati, ma come reati comuni. Per cui moltissimi partigiani venivano arrestati. Molti soggetti a carcerazione preventiva, che ricordiamoci all'epoca il codice rosso non prevedeva limiti alla carcerazione preventiva. Il caso che hai citato tu, ma lo stesso Nino Carau nel 1949, senza essere informato sul reato che gli veniva contestato, viene arrestato, sbattuto in cella e lasciato 10 giorni senza alcuna informazione. Lui le prime informazioni le riceve esattamente dopo 10 giorni, dopo una settimana, quando viene convocato
dal allora funzionario di pubblica sicurezza Savastano, che poi è diventato questore di Cagliari, ex funzionario dell'OFRA, attenzione, dichiaratamente fascista, lo convoca e gli dice: noi stiamo indagando su questo. Tuttavia, l'indagine assume nella vicenda di Garau una svolta inaspettata. Ci siamo chiesti tante volte la ragione di questo evento, forse perché Nino Garau non era un bracciante, forse perché Nino Garau non era un proletario, forse perché era un po' complicato, no? Applicare una giustizia sommaria a Nino Garau allora a Cagliari, nella sua città. E soprattutto, forse, questa è la ragione fondamentale, non se la sentivano di spedirlo al tribunale modenese, dove sicuramente se ne restano condannato. Attenzione, la fonte era anonima. La fonte che accusava Nino Garau dell'omicidio di un dentista fascista, la stessa fonte aveva accusato anche Borghi, il suo compagno di lotta, che poi è stato fu riuscito in Unione Sovietica. La fonte era anonima, oggi sarebbe una cosa ovviamente inammissibile, ecco, questo per capire l'aria che si respirava. Ecco, il commissario, allora funzionario, Savastano, si pone il problema di capire, di indagare meglio. Ma cerchiamo di fare qualche domanda all'indagato, cerchiamo di sapere dove si trovava in quel giorno lì, il giorno in cui era stato consumato l'omicidio, cerchiamo di capire qual è il suo passato, quali sono stati, come dire, se si è distinto in atti di resistenza o anche in atti criminali, eccetera, eccetera. Questo salverà, perché ci vorrà pochissimo a dimostrare che il giorno in cui è stato consumato l'omicidio nel modenese, Nino Garau si trova a Cagliari. Il meccanismo che all'epoca, diciamo tra sicuramente il 45 e tutti i primi anni 50, si era attivato, era quello di una delegittimazione del ruolo del partigiano, del ruolo dei combattenti. Una delegittimazione che aveva una finalità, insomma, quella di immaginare in chiave anticomunista che all'interno del partito, delle organizzazioni comuniste, albergassero degli elementi pericolosi, ancora pericolosi, per la, come dire, costruzione della nascente democrazia italiana. Questo era appunto il piano di Scelba. Scelba era perfino convinto, chissà se poi ci credeva o meno, ma insomma, questo dicono le carte, che esistesse un piano preordinato che in occasione, soprattutto dopo l'attentato a Togliatti, probabilmente stava per scattare, ovvero una sorta di chiamata alle armi degli ex partigiani capaci di nuovo di far scoppiare una guerra civile in Italia attraverso un'organizzazione militare che prendeva ordini da vicino. La storia ci dice che la dirigenza del Partito Comunista Italiano nel dopoguerra non aveva nessuna intenzione di scatenare la rivoluzione. Nessuna. No, voglio dire, non abbiamo bisogno di citare le dichiarazioni di Secchia, di Togliatti appena ripreso la parola dopo l'attentato, di Longo, che invitavano le piazze a, come dire, a rasserenarsi, l'interruzione dello sciopero generale proprio per invocare un rasserenamento nelle masse, ovviamente
insorte dopo l'attentato a Togliatti. Per cui il famigerato piano K, secondo le note riservate del Viminale, che rispondeva ai prefetti: vigilate perché? Perché noi siamo sicuri che, per esempio, a Genova i partigiani conservano le armi in determinati posti e sono pronti ad agire, sono pronti a intervenire. Il famigerato piano K, cioè questa sorta di azione insurrezionale che gli ex partigiani erano in grado di mettere in piedi nel dopoguerra, poi in realtà non si è mai verificato. Che cosa succede? Nei fatti, tutto serviva a delegittimare, come dicevo, in chiave anticomunista, l'immagine di quel tipo di resistenza, la resistenza armata, la resistenza che ovviamente nella maggior parte dei casi faceva capo riferimento alle brigate Garibaldi, una resistenza che era complicata da, come dicevo prima, reintegrare nel tessuto sociale. Leggo un breve passaggio, poi mi interrompo. Leggo un breve passaggio di Claudio Pavone, che, come sapete, è un grande storico, anzi un archivista, che è diventato uno dei più grandi storici della Resistenza, che in uno dei saggi di riferimento per chiunque abbia studiato la Resistenza, che è questo, Una guerra civile, saggio storico sulla moralità della Resistenza, nel capitolo finale, intitolato Il ritorno, nel paragrafo finale intitolato Il ritorno, lui scrive, grazie, un reducismo partigiano aleggiò allora sull'Italia. Di fronte agli avviliti ex combattenti del 40-43 e ai doppiamente battuti uomini della RSI, i partigiani erano gli unici per i quali l'aver combattuto costituiva un indubbio titolo di nobiltà. Ma apparve subito, scrive Pavone, e apparirà ancora di più negli anni immediatamente successivi della guerra fredda, e questo non ho volutamente pronunciato il termine guerra fredda perché volevo lasciare a Pavone la sottolineatura di quella che è l'origine ideologica di questo contrasto, di questa inquietudine. Dice, negli anni immediatamente successivi della guerra fredda, che non era un titolo facilmente spendibile e che poteva addirittura rovesciarsi nel suo contrario. E si sa come la gloria sottovalutata o addirittura misconosciuta sia un terreno di elezione per i risentimenti di tipo reducistico. Hai parlato 2 volte di guerra civile. Nino Garau rifiuta il concetto, diciamo, storicamente accettato per lo più, del fatto che la resistenza, la lotta di liberazione dal nazifascismo sia stata una guerra civile. Lui rifiuta questa idea. Lui dice molto, molto semplicemente: si trattò di una guerra tra 2 eserciti contrapposti. Con l'esercito tedesco si schierarono i fascisti, con l'esercito alleato si schierarono i partigiani. Questo per dire che lui aveva almeno nella mia interpretazione, aveva un'idea molto, molto precisa del fatto che non si trattò di una guerra fratricida, si trattò di una guerra sporca come tutte le guerre, con tutti i colpevoli, nessuno innocente, che però per i patrioti, oggi in un altro contesto sarebbe pessima questa parola, invece nel contesto della lotta di liberazione i patrioti, leggevo giusto ieri una parentesi, leggevo giusto ieri sul fatto che qualcuno si sia appropriato del tricolore. I partigiani scendevano a fare le loro battaglie
al collo con il fazzoletto tricolore, certo avevano anche il fazzoletto rosso, ma per lo più avevano il fazzoletto tricolore, il tricolore è la bandiera italiana. E quindi Nino appunto aborriva, benché sia stato un combattente, aborriva la guerra. Diceva che la morte di un solo uomo non valeva la vittoria generale, perché la vita di un uomo è sacra, la vita di un uomo non può essere sacrificata, dico inutilmente, insomma. Un episodio dell'esperienza partigiana di Nino Garau: viene una soffiata, viene catturato dai fascisti e viene portato nel carcere di Verona, che viene sottoposto a torture. Praticamente gli mettevano, ricordate i vecchi ferri da spiro che si mettevano a riscaldare sulle stufe, nelle braccia del caminetto, e gli stirano le piante dei piedi semplicemente con il ferro, il stiro rovente, e soffrirà per tutta la vita poi. Riesce fortunosamente a scappare perché c'era un secondino sardo che grazie alla promessa che gli avrebbero fatto passare le linee sul soldato, sì, e quindi rientrare a poter andare in Sardegna, riuscì a scappare, poi appunto venne curato da questa famiglia a Spiraletto. Poi Nino potrà appunto tutta la vita le tracce di queste torture, però Nino poi, oltre a tutto quello che abbiamo detto, stiamo dicendo, è stato anche il primo arbitro internazionale di pallacanestro, di cui andava molto fiero. Diciamo che lui portò la pallacanestro, non si chiamava basket perché era vietato durante il periodo, e che rappresentava appunto uno sport d'oltreoceano. Chiaramente lo vivevano anche con una certa aurea di libertà nei confronti del regime, e lui era amava molto questo sport, di cui anche divenne dirigente federale. E niente, con un gruppo di amici appunto mise su delle squadre, fu socio fondatore dell'Espedia, e anche la sua carriera sportiva è stata vantata da successi e soddisfazioni. Ho voluto dire questo, nel libro non è riportato, siccome abbiamo comunque gli informatori dappertutto, per alleggerire un pochino la storia di Nino Garau, perché la storia di Nino Garau certamente non è stata solamente la resistenza, non è stata solamente la sua vita lavorativa. Mi ha colpito molto il fatto che lui per 40 anni circa si sia tenuto dentro. Chiedevo a Dino, suo figlio, se in casa, in famiglia, con una moglie, con i figli, avesse mai raccontato qualcosa della sua esperienza partigiana. E Dino mi diceva, no, sì, qualcosina da grande. E poi scopro, appunto, leggendo le note dell'Issaco, che Nino ha custodito gelosamente e trascritto minuziosamente i suoi ricordi sulle foglietti di carta, che ha conservato gelosamente, che poi sono stati la base su cui è stato scritto questo libro. In questo libro sono riportate testualmente solo ed esclusivamente le parole di Nino Garau. I collaboratori hanno ovviamente voluto rispettare la sua volontà, così come hanno voluto rispettare la sua volontà di pubblicare questo libro. Intanto è stato pubblicato a cura della famiglia, in un'edizione talmente limitata, 400 copie numerate, come
le ottime bottiglie di buon vino. E io sono riuscito ad avere fortunatamente il numero 58 che mi è stato regalato da Peppe Magnese, con la precisa indicazione di non farne un'iniziativa editoriale di commercio. Quindi queste copie, ripeto, sono 400 le copie, chi riuscirà a procurarsela, penso al gazebo, potete trovare il gazebo, custoditele gelosamente perché sono una testimonianza molto, molto importante. Voglio riferire un elemento caratterizzante di quel momento lì. Quando fu nominato segretario generale, la notizia uscì sulla stampa e assieme alla notizia anche i cenni biografici della vita di papà, che riportavano appunto la sua... A seguito di quegli articoli arrivarono a casa numerose lettere di minacce. Sì, eravamo negli anni che Walter sì, quindi nel 69 c'erano rigurgiti a Cagliari di ancora di quel periodo. La società, la struttura dirigenziale cagliaritana era ancora collegata al periodo fascista. L'imprenditoria cagliaritana era l'espressione del potere fascista. Per cui papà, uomo delle istituzioni, volle mantenere per sé quell'esperienza, se non in consessi molto circoscritti, ne parlò, anche perché non era un clima ancora totalmente bonificato da quei zoni. Per cui niente, lui probabilmente oltre che per rispetto alle istituzioni, di cui anche gli avversari politici riconobbero l'integrità morale, fu appunto un partito, una volta che papà andò in pensione, un partito posso dire, il capogruppo del Movimento Sociale Italiano alla Camera, allora Alfredo Mazzaglia, chiese a papà, pur conoscendo tutta la storia di papà, però pur conoscendo l'integrità morale di papà, di diventare consigliere legale del gruppo alla Camera. Papà chiaramente rifiutò garbatamente l'invito, però questo forse dà il senso del rigore morale e dell'equità del suo operato durante tutta la sua attività istituzionale. Poi dopo, una volta finita questa, chiaramente grazie all'opera di Walter e di Francesco, di Laura e tanti altri, Gian Giacomo diede inizio a questa sua attività per portare nelle scuole queste idee, questi valori che erano alla base di tutta la nostra liberazione. Giusto? Diciamo che il tempo a nostra disposizione sta scorrendo velocemente, per cui siamo quasi alla fine. No, mi fa piacere ricordare che comunque pensare che comunque doveva avere anche un bel caratterino. Assolutamente, era una persona ingombrante, non dico quello. Sì, perché a un certo punto leggo che è stato insignito della medaglia di bronzo al valor militare, ma lui si arrabbiò perché disse che convinto che lui sarebbe dovuto aspettare perlomeno la medaglia d'argento in quanto comandante di brigata partigiana. Quindi quella era la loro efficienza che si era aspettata. Lui si arrabbiò, vabbè, a parte che l'argento pronto comunque, lui si arrabbiò ancora di più perché vide numerosi personaggi sì, che parteciparono in maniera molto periferica, molto alla lotta di liberazione, però insigniti di valori
di medaglie di valore superiore. Perché collegati agli ambienti politici che presero il potere subito dopo la liberazione. Motivo per cui Nino non accolse, diciamo, con piacere l'onorificenza era legato al fatto, e se si legge la motivazione si comprende con molta facilità, ecco, è legato al fatto che Nino Garau è stato torturato. La motivazione riporta esattamente questa frase: Garau sopporta stoicamente le torture e, nonostante le difficili condizioni di salute, riprende eroicamente la lotta. Allora, una motivazione di questo genere, se nella malaugurata ipotesi che Garau fosse morto in quella circostanza, sarebbe valsa la medaglia d'oro. La proposta dei gruppi sicuramente del territorio era di avere una medaglia d'argento, ma voglio sottolineare il fatto che non fu una sorta di, come dire, di atteggiamento supponente, ma semplicemente una richiesta di giustizia mancata perché Nino non apparteneva alle, come dire, alle cordate politiche. La valorizzazione delle medaglie del valore militare c'è stata. C'è la beneficenza del valore militare. A questo punto mi piacerebbe riportarvi due parole di Nino Garau, che scrive a chiusura del suo diario. Veronica, puoi avvicinare? Grazie. A questo punto credo di aver detto abbastanza. Mi sia permesso però di citare, soprattutto ai giovani, i versi che Bertolt Brecht e che io e i miei compagni di lotta consideriamo essere il nostro testamento spirituale. Veronica? Io lascerei concludere questo bel dialogo con i versi che leggerà Veronica di Bertolt Brecht a coloro che verranno. Voi che sarete emersi dai gorghi dove fummo travolti, pensate, quando parlate delle nostre debolezze, anche ai tempi bui, cui voi siete scappati, andammo noi, più spesso, cambiando paese che scarpe, attraverso le guerre di classe, disperati, quando solo ingiustizia c'era e nessuna rivolta. Eppure lo sappiamo, anche l'odio contro la bassezza stravolge il viso. Anche l'ira per l'ingiustizia fa roca la voce. Oh, noi che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza, noi non si poté essere gentili, ma voi, quando sarà venuta l'ora che all'uomo un aiuto sia l'uomo, pensate a noi con indulgenza. Grazie Veronica. Ora ci tengo a presentarvi i ragazzi del special team del basket che consegnano un piccolo pensiero. Onoriamo questo incontro con un altro brano da Sergio Russo.
Quando si è parlato del fatto che i partigiani utilizzassero il tricolore, mi è venuta in mente una canzone che non farò prima della mia, del 65, che si intitola 9 maggio, in cui parla dei festeggiamenti per il ventennale della Resistenza. Ci sono i partigiani, c'è Longo, però c'è anche Andreotti, Valori, tutti col tricolore, quindi si incazza e dice il tricolore è il fazzoletto rosso, perché alla fine se per il tricolore non potuto parlare a Andreotti forse a fare un'altra lotta. Non me la canto. Niente, invece farò 2 canzoni che introduco la prossima presentazione. Andiamo avanti a 20 anni e parliamo di Pirelli, della strategia della tensione, di quello che è successo in quel periodo, prima appunto che se ne parli nel libro. La prima canzone che vi faccio ascoltare è una canzone di Franco Trincari, che è un cantastorie siciliano che ci parla del dottor Guida, Marcello Guida, che era uno dei poliziotti, commissari nel prodotto contro il fascismo, rimasto questo di continuità tra il regime direttore del Capitolo e poi la Repubblica, ma è rimasto al suo posto ed era anche, mi sembra, il superiore di Calabrese, se non sbaglio. E niente, questa canzone ci racconta dell'orologio, si intitola l'orologio del dottor Guida, perché si è fermato l'orologio del dottor Guida. Non che fascismo, però lui non ha mai. E non so fermo anche lui è fascista. L'orologio del dottor Guida si è fermato per via, lui lo porta sempre al polso, non lo vuole riparare, non lo vuole riparare. Le lancette si sono fermate quando cadde l'oppressore, il fascismo fu abbattuto, ma rimase il buon questore, ma rimase il buon questore. Cominciò la sua carriera praticando un gran mestiere ai gloriosi antifascisti. Lui faceva da carceriere, lui faceva da carceriere. Uomo duro e ben tagliato, con idee molto chiare, a Milano è arrivato per la calma ricordare, E consulta il suo orologio, fermo ancora a quei tempi, e vorrebbe dare esempi come fece in quei dì, come fece in quei dì. Ma i tempi non sono più quelli dei Burganti e Manganelli, e Milano griderà, repressione non passerà, repressione non passerà, repressione non passerà. La prossima che vi faccio sentire invece è del 72 di Antonio Catacchio, Diego De Palma, e racconta di Piazza Fontana, racconta di Valpreda, racconta di Pinelli. Il linguaggio è quello degli anni 70, un linguaggio duro, non ricordo se Catacchio si pilota continuo o no, però il linguaggio è duro. Per chi conosce questo tipo di repertorio sa bene che in particolare le canzonine legate a continue ad altri hanno un linguaggio molto duro, molto violento anche. Adesso è stato impensabile per scrivere queste cose, cantarli di film, nessuno lo chiama sentito. Ricordate, brava gente, quel mese di dicembre, era nel 69, con denunce in ogni dove, dopo un lungo turno caldo, il potere non è saldo. C'è la lotta, c'è il contratto e succede questo fatto. Alla banca dell'agricoltura scoppia una bomba da far paura. Sono morti agricoltori, pensionati e non si
del padrone, non sfugge l'occasione che un tizio sul giornale esce con l'editoriale. Strage borghesia, la matrice, l'anarchia, e incomincia proprio là l'ultimo complotto contro la libertà. Come sempre, come suole, un colpevole ci vuole. Non importa chi egli sia, purché cerchi l'anarchia. Non è ancora un di passato che Valbreda è già arrestato, ma avverano gentilmente fin dal giorno precedente. Il Corriere dice comparso un attimo, lorato e pure pregiudicato. Un compagno dell'arrestato è in questura interrogato, ha un alibi di ferro, ma lo dotano lo stesso. Lui è cambia abituato e non sembra preoccupato, ma ad un tratto caso strano vola giù dal quarto piano. Il questore poi dirà: quel suicidio è un'accusa già. Calabresi e i suoi compagni oggi sono commissari, ma se vanno per le strade voi sapete che gli accade. Da sui di Milano ci sono tante scritte a mano che gli gridano sul viso che Pinelli è stato ucciso. Se Pinelli si è buttato, Calabresi allora si è sparato. Non dobbiamo chiedere luce a chi luce non può fare. Se i padroni mettono bombe non lo vanno a raccontare. Il processo che vogliamo, quello che bisogna fare. Nelle strade e nei quartieri è il processo popolare. Non Valbreda è l'imputato, noi dobbiamo processare lo Stato.